Qui Parlamento. Allora, oggi è in collegamento con noi di Radio Libertà il senatore Massimo Garavaglia. Onorevole, grazie per essere di nuovo con noi, è sempre un onore e un privilegio averla come ospite. Grazie a voi, grazie, buona giornata. Mi dica. Grazie. Allora, onorevole, torniamo ad occuparci di rottamazione fiscale, visto che insomma è attesa proprio la discussione di questo disegno di legge che vede lei come relatore alla Commissione, previsto proprio come ordine del giorno, no? Questa trattazione di un DL che riguarda appunto la rateizzazione a lungo termine di carichi fiscali, contributivi e di altra natura appunto affidati alla gente della riscossione. E ricordiamoci che poi la maggioranza di governo appunto è al lavoro su questa bozza della rottamazione quinquess, anche perché la nuova sanatoria dovrebbe trovare spazio anche nella manovra di bilancio del 2026. Sì, esattamente, hai inquadrato perfettamente il tema. Allora, prima una questione di procedura, cioè di iter, come secondo me si completerà questo iter, e poi una questione più di filosofia della misura. Allora, per quanto riguarda la procedura, siccome è una misura importante anche con dei costi significativi, quindi necessita di una copertura significativa, l'orizzonte più corretto è quello della legge di bilancio, per cui l'intenzione è di istruire la pratica in commissione, la riapriamo, diciamo così, settimana prossima, settimana l'altra, comunque prima della pausa estiva, in modo da riuscire a chiudere il testo affinché sia pronto da essere inserito in legge di bilancio. Quindi poi dopo, come sappiamo, a settembre si riparte con la legge di bilancio, che tra l'altro inizia proprio qua al Senato, che come sappiamo è approvata entro la fine dell'anno. Per cui a quel punto dal 1° di gennaio la misura è operativa. Questo è dal punto di vista della procedura, della tempistica, come riteniamo che si concluda la misura. Dopodiché un accenno sulla filosofia della misura che poi approfondiremo se del caso. Giustamente parlava di rateizzazione lunga, termine che preferisco rispetto a rottamazione, perché rottamazione dà l'idea che si faccia un favore, l'intenzione un favore anche a chi non lo merita, cioè della serie si regali qualcosa a qualcuno. In realtà così non è, la filosofia della misura è diversa, è proprio va proprio nell'ottica di dare una mano a chi è in difficoltà di cassa, ha avuto problemi di cassa. Pensiamo ai grandi problemi che abbiamo avuto negli ultimi anni, dal Covid e prima la crisi che ha colpito tantissime realtà imprenditoriali, e quindi un conto è aiutare chi ha avuto difficoltà di cassa, altro è dare una mano invece a chi non vuole pagare, che è una cosa totalmente diversa. Quindi meglio parlare di rateizzazione lunga, e questo è quello che stiamo mettendo in piedi. E probabilmente poi, onorevole, il successo di questa misura, una misura ecco di questa tipologia qui, è proprio quella di riconoscere che a volte un conto è dichiarare le imposte, ma poi può accadere appunto che non si riescano a pagare, e questo non è una, diciamo, mancanza di responsabilità del contribuente, ma invece spesso questo accade proprio, come dice lei, perché c'è la manifestazione di una difficoltà economica che non dipende dalla volontà del contribuente, appunto tutte le crisi economiche, ma anche problemi di salute, altre circostanze insomma eccezionali che il contribuente non prevede, e lo Stato ha il dovere di intervenire, ma appunto perché non si aggravi la situazione del contribuente, ma anzi per offrire un supporto, ecco. Esattamente, per non arrivare poi al caso limite dove ci sono realtà che vanno in difficoltà per il fatto che la pubblica amministrazione non paga, quindi arriviamo al paradosso, vengono richieste imposte e tasse quando è la pubblica amministrazione che crea il problema di cassa, pagando in ritardo a volte anche di mesi se non anni. Ecco, questo è l'intendimento. L'intendimento che tra l'altro si scontra poi con la realtà dei fatti, perché, e qui entro un po' più nel merito, se andiamo a vedere
le vecchie rottamazioni, ci sono due questioni da mettere in evidenza. Una questione politica e una questione tecnica riguardo la divisione fra chi fa il furbo e chi invece è in difficoltà. Sulla questione politica è importante fare un punto, perché oggi leggiamo di surreali posizioni contrarie rispetto alla nuova versione della rottamazione, meglio chiamata rateizzazione lunga. Perché le dico surreali? Perché la prima rottamazione è stata fatta dal governo Renzi, che era anche segretario del PD, quindi più PD di così si muore. E poi mantenuta ancora da Renzi, da Gentiloni, quindi sempre PD. La terza versione della rottamazione è stata fatta dal governo Conte 1, in cui c'era ovviamente la Lega che ha portato avanti questa misura, ma il Presidente del Consiglio, a casa mia Conte, è dei 5 Stelle, quindi che PD e 5 Stelle siano contrari a questa misura, quando prima di tutti l'ha fatta loro, è veramente surreale, se non ridicolo. L'ultima versione, la quater, ha visto anche la presenza di Fratelli d'Italia, per cui tutto l'arco costituzionale ha votato questa misura. A me risulta che quando uno vota una misura lo faccia consapevolmente, a meno che è in Parlamento a scaldare la sedia. Quindi se consapevolmente tutte le forze politiche hanno votato e quindi voluto questa misura, oggi chi si dichiara contrario deve farsi o un esame di coscienza o qualcosa di un po' più serio a livello di ragionamento. E questa è la questione politica. Per quanto attiene alla questione tecnica, e qui bisogna mettere un po' di ordine. È un dato di fatto che le ultime rottamazioni hanno mediamente un tasso di fallimento del 50%. Traduco. 1 su 2 aderisce al piano di rottamazione, però poi non va avanti, paga una rata e poi è morta lì. Ecco, questo non va bene. Questo non va bene perché significa che dal punto di vista del bilancio dello Stato bisogna mettere una copertura importante che sconti il fatto che 1 su 2 poi non vada avanti e non rispetti il patto con il fisco. E questo è un tema su cui stiamo ragionando per trovare delle contromisure, diciamo così. Perché questo può succedere per 2 ordini di motivi. Ancora perché ci sono problemi di cassa, versioni come l'ultima per esempio con un forte anticipo. Il forte anticipo poi mette in difficoltà chi ha un problema di cassa e quindi non è risolutiva. Da qui la spalmatura lunga. E poi c'è chi invece pervicacemente insiste a fare il furbetto e lì non va bene. A questo punto su chi invece non vuole pagare bisogna intervenire in maniera diversa. Lì non c'è rateizzazione che tenga. Ecco, questo è in linea di massima il tema che stiamo portando avanti, la filosofia di fondo, distinguere tra chi è in difficoltà e chi invece fa il furbetto. Altro tema, distinguere i tributi locali dai tributi erariali, perché sono 2 partite totalmente diverse. Esattamente. E poi ultimissima questione, onorevole, ricordiamo che anche insomma lo stesso vice premier Matteo Salvini è intervenuto sul tema, aveva anche recentemente convocato il Consiglio federale della Lega su questo punto, rilanciando, no, la rottamazione delle cartelle fiscali, e aveva precisato che comunque è una proposta complementare alle altre, come per esempio il taglio delle tasse, e resta sempre questo obiettivo comunque per la Lega di renderla operativa questa rateizzazione già appunto con la legge di bilancio, come dicevamo, da inizio 2026. Ma certo, allora senz'altro la misura noi la chiudiamo e la rendiamo operativa, e anche perché c'è veramente bisogno di dare ancora un po' di fiato, d'ossigeno, tirare finalmente una riga su posizioni incagliate da troppo tempo. Le do un dato giusto per capirci: se il magazzino fiscale, cioè il totale delle tasse accertate e non incassate dallo Stato, è arrivato a 1.300 miliardi, per capirci sono 10 volte il Fondo Sanitario Nazionale.
cioè incassassimo questi, per 10 anni la sanità non ha bisogno di un centesimo, quindi è una cifra enorme. E ogni anno si incrementa di 40 miliardi, quindi vuol dire che c'è proprio un problema strutturale nelle modalità di riscossione da parte dello Stato. Ecco, questa rateizzazione va nell'ottica di risolvere questo problema, quantomeno verso chi vuole essere fedele col fisco. Ribadisco, altra questione, chi invece non vuole pagare, vabbè, se uno non rispetta i patti deve essere trattato conseguentemente, ma quella è un'altra questione. Chiaro, chiarissimo. E allora grazie ancora onorevole per questa spiegazione e grazie per tutto l'impegno, insomma, su questo tema che riguarda tanti italiani che appunto non hanno potuto pagare e veramente speriamo che si possa ottenere prima possibile questo risultato, ecco. Senz'altro si otterrà e grazie a voi per l'ottimo lavoro che fate. Grazie.